La sana alimentazione è da sempre la mia passione e infatti negli ultimi anni ho approfondito l'argomento conseguendo un master di secondo livello in nutrizione, educazione e sicurezza alimentare e una seconda laurea in scienze della nutrizione umana. Siamo in periodo di Natale e di festività e con esse sopraggiungono moltissime occasioni con protagonista il cibo. Pranzi familiari, cene aziendali e cenoni vari. Tante persone vivono queste occasioni con preoccupazione o peggio, con ansie e sensi di colpa, per paura di aumentare di peso o di perdere i risultati raggiunti attraverso percorsi alimentari. Vorrei rassicurarvi, le feste vanno vissute con assoluta serenità. Il cibo è piacere, è nutrimento, è convivialità. Nulla deve avere a che fare con il senso di colpa. Non saranno di certo questi pochi giorni di festa a mandare all'aria tutte le buone abitudini del resto dell'anno. Oggi vorrei condividere con voi alcuni consigli semplici, pratici, ma spero efficaci per poter vivere queste feste in pace con il cibo e senza sentirsi appesantiti alla fine di questo periodo. Iniziamo dicendo che è assolutamente sconsigliato pesarsi durante il periodo di feste, perché pasti più abbondanti e più salati causano ritenzioni di liquidi che incidono moltissimo sul numero che vediamo sulla bilancia, quindi evitiamo di farlo. Cosa è meglio fare prima dei giorni di festa? O forse dovrei dire cosa è meglio non fare. Evitiamo di saltare i pasti, i lunghi digiuni o diete troppo drastiche, perché aumenteranno la probabilità di ritrovarci davanti ai banchetti dei giorni di festa con molto appetito e rischiamo di perdere molto facilmente il controllo. Durante i giorni di festa manteniamo la buona abitudine di fare una buona colazione e degli spuntini. La colazione deve essere completa e saziante. Solo per fare degli esempi, potrebbe essere uno yogurt con della frutta e della granola oppure una fetta di pane tostato con della ricotta, del miele e delle noci. Durante il pasto ascoltiamoci, rallentiamo, concentriamoci anche nelle conversazioni attorno a noi. Partiamo dagli alimenti che più ci soddisfano, magari tralasciando il cibo che ci fa un po' meno impazzire. Non esageriamo con le quantità. Evitiamo i bis. Cerchiamo di assumere un pasto completo che comprenda carboidrato, proteina, grassi e verdura. Non dimentichiamoci della fibra che dà il senso di sazietà. Spesso nei pasti dei giorni di festa è proprio quest'ultima che manca. Un consiglio per evitare ciò potrebbe essere quello di prepararsi un antipasto di sole verdure prima di partire da casa. Attenzione all'alcol durante i giorni di festa. È riconosciuto a livello scientifico che l'alcol è una sostanza cancerogena, quindi meno ne assumiamo per la nostra salute e meglio è. Sono però d'accordo che l'alcol per molte persone fa parte della stessa festa, quindi in questi giorni concediamocelo ma con la giusta moderazione. Nei pasti successivi cerchiamo di ascoltarci e di idratarci bene. Se ci sentiamo ancora sazi dal pasto precedente, probabilmente abbiamo già assunto tutte le chilocalorie di cui abbiamo bisogno in quella giornata. Quindi idratiamoci, mangiamo verdura e cerchiamo di assumere magari una tisana con funzione digestiva. Il cibo avanzato non va di certo buttato. Cerchiamo di condividerlo con gli altri ospiti, di regalarlo o se possibile di congelarlo. Concludendo, le festività possono essere vissute con assoluta serenità e in pace con il cibo. Certo, con qualche compromesso, ma senza rinunce e restrizioni. Ricordati che investire del tempo e delle energie sulla cura della tua alimentazione fa bene alla tua salute e al tuo benessere. Buone feste a tutti!